Sì, come ha detto bene lei, non sono bastate le raccomandazioni, non soltanto del governo, ma quello di tutti i media, tra i quali voi, i vostri media, di rimanere a casa, rimanere il più possibile a casa. Certo, l'abbiamo spiegato in mille salse, in mille modi, che è consentito anche laddove uno non se la sente rimanere a casa tutta la giornata, anche la passeggiata con il cane, ma io raccomando sempre anche in queste circostanze non soltanto di fare questa passeggiata, questo footing in forma rigorosamente individuale, non soltanto di evitare assembramenti, ma anche di evitare la semplice vicinanza con altre persone. Ebbene, tutto questo non è servito, parecchi goriziani hanno approfittato della circostanza, hanno attraversato gli ostacoli che sono stati posti dall'autorità, giustamente dall'autorità slovene per impedire il transito di persone e si sono riversati tutti in questo locale oltre il confine, 30-40 metri oltre il confine, cioè il bar, la birreria all'interno della stazione ferroviaria di appunto Piazza della Transalpina. Più che dire che sono degli imbecilli, degli scemi, degli idioti, non so che cosa dire. Quando mi è stato segnalato questo, immediatamente ho contattato il comandante, il colonnello Carboni, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Gorizia, ma anche il questore, il dottor Cropuzzo e il dottor Muzzatti, responsabile della polizia, colonnello Muzzatti della polizia locale nostra, e ho informato immediatamente anche l'amico Clemen, il sindaco di Nova Gorizia, con cui ci rapportiamo non una volta al giorno ma anche 3-4 volte al giorno per aggiornarci reciprocamente di tutto ciò che accade. La raccomandazione perciò è sempre, tra l'altro in questa birreria le persone erano strette letteralmente gomito a gomito, perciò il modo migliore in assoluto per veicolare il virus. L'abbiamo spiegato in mille modi. Il problema è proprio quello di stare lontani dalle persone. Cerchiamo di vivere con sopportazione magari, comunque dobbiamo vivere questo momento, non dico di segregazione, approfittiamo per fare tante altre cose a casa. Viviamo nel miglior dei modi senza vivere come una privazione, nella piena consapevolezza che questo è l'unico strumento che ci consente di arginare il virus. Soltanto se lo facciamo tutti insieme, il virus si batterà e io sono certo che noi riusciremo a vincere il virus. Un altro accorgimento, io oggi ho mandato con Alert System ai cittadini goriziani che hanno aderito un messaggio vocale. Da domani, anzi da oggi stesso, sarà in distribuzione in città, lo metteremo in tutte le cassette delle lettere dei cittadini di Gorizia, un piccolo delpiang riassuntivo di tutte le buone pratiche, le raccomandazioni che i cittadini devono adottare. Perciò sforziamoci nella consapevolezza, nella certezza assoluta che noi batteremo questo virus, ma parimenti consapevolezza assoluta che dobbiamo farlo tutti insieme.